Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta 049 49 06054, allora è lunedì, sta piovendo fuori, però, anzi è venerdì, sta piovendo fuori e cosa succede? Succede che vogliamo parlare di qualcosa che ci riguarda da vicino e che ha sconquastato per bene il tessuto sociale, il tessuto economico, non solo della regione del Veneto, ma di tanti risparmiatori. Parliamo delle banche venete, cerchiamo di capire, riavremo i soldi, quando arriveranno, come arriveranno, se ascoltiamo i toscani dicono a babbo morto, dobbiamo preoccuparci, ma insomma ne discutiamo con Walter Rigobon, presidente di Consum Veneto, benvenuto. Grazie. Gagliardo oggi. E che ne so io? Venerdì intanto non lunedì. Vabbè, perché per me adesso ecco, è lunedì da quando c'è il nuovo governo, come sempre essere sul banco di scuola il primo giorno. Ognuno si accontenta di quello che ha. Esatto. Poi abbiamo il piacere in studio con noi Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova, che ci aiuterà insomma a capire come siamo messi, dove sta andando questa economia, se poi questa gente avrà ancora tanta fiducia nelle banche e che banche ci sono. Certo, e il piacere di avere in studio con noi Patrizio Miatello, questa è lunga, è presidente dell'Associazione Zelino Terzo Daunara Giustizia e Risparmiatori. L'ho detto buongiorno a tutti. Buongiorno, allora vi vedo felici, allora perché è anche venerdì, si avvicina il weekend, il governo è stato fatto e che cosa succede? Siamo anche un po' preoccupati che qua non cambino qualcosa, ma c'è la Gazzetta Ufficiale. Allora vi raccontiamo che cosa nel passato vi abbiamo raccontato in una storia all'italiana fatta di inganni, truffe, sembrerebbe un film ma è la realtà, una realtà che pare si sia sbloccata il 22 agosto con questa Gazzetta Ufficiale, ma da lì poi nascono una serie di problemi, il sito, le carte, le pratiche, la gente che può fare confusione, delle domande con la doppia negazione alle quali forse non tutti sono bravi a rispondere. E allora, caro il nostro presidente, questi poveri risparmiatori truffati, azionisti subordinati, come si possono difendere? Perché adesso davanti a 180 giorni e anche a qualcuno che i documenti magari non li sta dando, qualche banchetta. Purtroppo è così, noi abbiamo dedicato un po' di sportelli a tempo pieno per fare il ricevimento delle persone, perché a quelli che già si erano rivolti a noi in questi 4 anni di Odissea va anche ricordato che coloro i quali avevano fatto l'atto transattivo che sembrava blindato, super blindato e tutto quello che si era detto, non si erano preoccupati più di tanto perché avevano detto l'atto è tombale e quindi viceversa è emerso che così non è e quindi questi si affacciano per la prima volta, quindi hanno perso un po', come dire, la ruota gira e quindi siamo là, siamo in trincea perché non c'è nulla di chiaro. Chi ha fatto quel decreto l'ha fatto, io sto pensando che l'abbia fatto anche strumentalmente per demotivare chi ha diritto di avere quel risarcimento, perché le complicazioni che sono emerse in questi giorni dal momento in cui il portale è stato reso accessibile, è durato 22 minuti 23 perché poi l'accesso al portale è ancora un problema. Hanno aperto un call center per tentare di dare delle risposte, non si riesce a contattarli. Fatto sta che le persone che erano state incoraggiate a fare questa azione, e sto parlando principalmente di coloro i quali stanno dentro il reddito di 35.000 euro e sotto i 100.000 di beni immobiliari. Queste cominciano a essere demotivate, scoraggiate, se la prendono con tutti, col mondo intero e hanno anche buone ragioni, perché la cosa che doveva essere la semplice compilazione di un modulo diventa una via crucis, perché alla fine della fiera se una persona non è capace di farla e coloro i quali
sono venuti da noi, sono circa 2000 persone che sono venute da noi. Su circa 200.000-300.000 Sì, che avranno, sì, dovrebbero ma più o avere meno, diritto a questo famoso ristoro, che poi è del 30% tra l'altro, anche se è previsto che se, certo sulle azioni perché le obbligazioni sono il 95%, però c'è molta confusione, peggio va perché poi il risarcimento va è perposto per 11 banche tra l'altro. Il problema è che c'è anche un'altra condizione, perché alcune cose le associazioni dei consumatori, io parlo per la mia, non siamo nella condizione di fare quella consulenza necessaria, perché c'è bisogno di una persona qualificata, bisogna seguirla, alla fine c'è bisogno di una procura speciale, la procura speciale deve essere validata, maledetta primavera, in questo momento pare solo il notaro, perché noi abbiamo fatto fare 3 interpelli dai nostri avvocati alla Consap e abbiamo ricevuto 3 risposte diverse. La prima si diceva chiaramente che questo tipo di sottoscrizione poteva essere fatta dall'avvocato che sosteneva, perché era una cosa che si fa in base al codice civile e via discorrendo. Alla stessa domanda è stato risposto: no, andate in comune. Siamo andati in comune e hanno detto: se siamo matti, quella roba non si può fare. E resta la terza via. La terza via ha un costo, perché il notaro lo devi pagare. Lo devi pagare. Non è che puoi dare come l'ho visto con i capponi. Ora, e questa è la parte finale, la parte di mezzo, che è quella di fare la verifica sulla documentazione, scegliere quella che va bene. Io ho contato 14 documenti di atti sostitutivi di notorietà e il signor Giovanni di 80 anni deve scegliere quello giusto. Non ce la farà mai, povero, quindi ha bisogno di qualcuno che lo guidi, che non solo lo consigli, ma gli faccia la consulenza, anzi glielo deve fare detta fuori dai denti. Dopodiché fare la digitazione nel portale, quando ho tutta la documentazione, io gliela faccio sicuramente gratis quella. Quell'altra è un problema. Cioè è un problema anche perché c'è un costo di professionisti per capire, ci vuole, certo. La norma dice si sposi, la zecca Garbuni, si ricorda? Sì, altro che, e i professionisti non possono come dire, essere remunerati. Noi abbiamo fatto 2 iniziative forti intanto. La prima, abbiamo già depositato attraverso i parlamentari veneti in maniera indistinta a tutti i partiti, le abbiamo chiesto una interrogazione scritta in modo da avere, come dire, la certezza di quello che facciamo, vediamo se risponderanno. Io ho l'impressione che a quella roba là dovremo lavorare e basta, perché credo che nessuno abbia voglia di mettere mano a quelle norme. Alcune norme sarebbe anche semplice toglierle a questi di 180 mezzo. giorni Sì. Vanno moltiplicati per 3, viva Dio. Un mese è già passato, è quasi, sì, ci manca sì, poco, sì, un mese è già passato, quindi avete capito quindi che situazione? Abbiamo una situazione molto complessa allora... e stiamo gestendola come siamo nella condizione di farlo. Io devo ringraziare tutti i nostri legali che si stanno facendo in 4, io faccio 3 riunioni al giorno, ne ho, come dire, le scatole piene, parlo più con loro che con le tartarughe del mio giardino. E con sua moglie che si lamenta. Allora 049 4906 054, stiamo parlando delle banche venete, parliamo di questa truffa che c'è, e la sensazione è quella di avere una fatica davanti, un monte invalicabile tra carte, documenti e incartamenti. Senta Lorenzo Rocco, la situazione delle banche italiane ci fa preoccupare. Lei che è docente di economia, intanto alla luce non solo di quello che è successo, di queste truffe, perché poi quello che è uscito sulla Gazzetta Ufficiale del FIR poi è rivolto a 11 banche italiane, e l'Italia insomma ne ha tantissime di banche. Qual è secondo lei la fiducia che una persona può avere? Ma questi soldi se ce li ha, perché gli italiani sono dei bravi ma si deve mettere sotto il materasso?
Cioè ci faccia capire, perché il nostro sistema bancario è ancora solido. Sì, il sistema bancario è solido, ma anche questa, insomma, alla fine, come dire, soluzione, per quanto pasticciata, per quanto abbozzata, di ristoro per gli risparmiatori che hanno perso il loro denaro, è come dire, un ulteriore segnale che possiamo stare tranquilli quando mettiamo, insomma, i soldi nelle nostre banche, perché c'è tutto un sistema di controlli che funzionano più o meno bene, però alla fine la tutela del depositante, soprattutto se piccolo, è fondamentalmente garantita, con tutte le difficoltà, insomma, con le difficoltà procedurali, però almeno dal punto di vista della lettera della legge, insomma, non ci sono dubbi. Cioè lei dice formalmente sono sicure, poi sì, dopo ma ci trovi il zonin di sostanzialmente, turno e altre persone diventano diciamo meno che sicure. Comunque sotto i 100.000 euro siamo grosso modo tranquilli. Fin dove arriva la tutela dei depositi, del fondo interbancario di tutela dei depositi, lì siamo sicuri. Per, insomma, capitali più importanti siamo meno sicuri, però a quel punto lì c'è anche una diversa tipologia di risparmiatore, più avveduto, più esperto. Ma cosa deve aprire 100 conti corrente per avere 100 banche, per smazzare 100.000 euro? Supponiamo un imprenditore che dice voglio fare un investimento, non voglio metterli alle Cayman perché è onesto e paga le tasse in Italia. Certo, però appunto l'imprenditore che ha, insomma, delle somme sufficientemente elevate da gestire, insomma, è anche più consapevole, insomma, dei rischi e delle possibilità. Se tu comunque, non so, usi una banca qualsiasi, ma semplicemente per depositare i tuoi titoli, che non sono i titoli della banca, ma sono titoli, non so, di una grossa impresa piuttosto che titoli di Stato, beh, quei soldi lì sono tuoi, quei titoli lì sono tuoi, li sono depositati nella banca, ma non li hai prestati alla banca, quindi anche se la banca dovesse saltare per aria, insomma, non ci sono grossi problemi. Ma professore, ci sta un po' rincuorando. Loro li vedo un po' irrigiditi, sì, le due rappresentanti dell'associazione, perché insomma, il docente ci racconta di un'Italia, fino a 100.000 euro siamo garantiti, ma comunque anche quelli da 100.000 euro, come vediamo la storia insegna, non sono stati così garantiti, perché al massimo li avranno il 30%. Io devo andare in pubblicità, giusto? Mi dicono dalla regia. Bisogna però precisare che non stiamo parlando di risparmi Sapete gente che aveva investito la pensione, stiamo parlando risparmi. di azioni illiquide, certo, che il sottosegretario allora Baretta ha tradotto in risparmio, perché altrimenti quei risparmiatori, e questo è bene dirlo perché la fatica che è stata fatta da parte di tutti, anche del governo, per, come dire, trovare una soluzione, è stata quella di cambiare il paradigma, cioè da rendere le azioni illiquide ad risparmi. Che in fondo lo erano, perché se uno era andato in pensione, aveva investito un TFR in qualcosa, poi aveva chiesto un prestito ed era pure baciato, un bacio di Giuda, chiamiamolo così, e si è trovato davvero impanicato. Io devo andare in pubblicità. Era una banca, alcune sono queste banche che stiamo parlando, dove tu andavi e conoscevi chi ti stava allo sportello da una vita, ti fidavi. 049 49 06 054, se volete sapere qualcosa abbiamo i nostri esperti, come riavere i nostri soldi. Vediamolo dopo la pubblicità. Parliamo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, stavamo facendo a mare considerazioni sulla situazione, non è una situazione semplice. Allora, rincuorati da quello che ci ha detto il professor Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova, che siamo tranquilli, le banche in Italia sono solide. Se adesso sono solide, bisogna stare attenti a come si investono i propri soldi in una databanca, no? Quindi c'è una questione di anche educazione finanziaria. Quindi sapere cosa significa azione, cosa significa obbligazione subordinata, cosa significa che un conto sono 100.000 euro sul deposito, no, sul conto corrente, e un conto sono 100.000 o 75.000 euro in azioni della banca. Cioè sono due cose molto diverse, sono sempre i tuoi soldi, sono sempre i tuoi risparmi, ma una forma di risparmio tutelata, una forma di risparmio è meno tutelata. Perché si suppone che se tu compri azioni o compri strumenti rischiosi, come dire, beh, insomma, qualcosa ne capisci, però si suppone e viene misurata. Ma secondo lei il signor di 70 anni che andava in banca e quello dello sportello dice guarda che ti faccio fare un buon affare, che tipo di preparazione culturale poteva avere? È questo il tema. L'ignoranza oltre il digitale, ma un'ignoranza proprio sui processi e i procedimenti bancari in Italia riguarda, mi sembra di ricordare, 7 persone su 10. Sì, ma è proprio questo il tema, no? Cioè che la banca quando vendeva questi prodotti di fatto non stava seguendo le regole, no? Quindi stava fondamentalmente dicendo questo signore
è stata una truffa. Questo signore anziano di 80 anni può comprare azioni, quando le azioni sono riservate a persone che hanno un orizzonte temporale molto lungo e che sono abbastanza diversificate, che hanno abbastanza soldi. Ma il tizio che mette tutti i suoi risparmi, che ha 80 anni, in azioni di Popolare di Vicenza, insomma, le due cose non stanno insieme. Allora, avete capito quanti problemi? Allora, Patrizio Miatello, c'è una cosa che mi ha colpito, no? Il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, riservato alle vittime di crack di istituti bancari che hanno sede legale in Italia, messi in liquidazione dal 16 novembre 2015 al 1 gennaio 2018, a causa delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Ammazza. Sì, in pratica hanno preso questo range di tempo proprio perché secondo me questo sarà l'unico fondo in Italia e al mondo che teoricamente dovrebbe pagare i risparmiatori. Teoricamente perché? Perché comunque ci sono delle grossissime difficoltà tecniche, è verissimo, quindi questa è una corsa ad ostacoli che il risparmiatore purtroppo non può fare da solo. C'è il problema che gli avvocati sono stati esclusi dalla legge, quindi non possono dare consulenza o devono fare chissà cosa. Noi come associazione ci siamo trovati in questa situazione. Attenzione, noi eravamo arrivati da un fondo che aveva iniziato già a pagare con l'arbitro, c'era l'arbitro con l'inversione dell'onere della prova che dava comunque la rivalutazione monetaria con l'alimentazione perenne dei conti dormienti. Ci è stato levato in un giorno tutto e ci hanno dato questa semplificazione. Non è così. Noi come associazione abbiamo i nostri associati, abbiamo preso in mano il problema, abbiamo dei tecnici che sono gli stessi tecnici che hanno comunque sempre individuato questo tipo di strumento che è unico al mondo, che si alimenta dei conti dormienti, che a sua volta hanno svegliato le banche, perché il professore ha detto una cosa importantissima ed è vera. Attenzione che questo fondo, al di là delle difficoltà che secondo me verranno superate, però ha dato uno stop a quel sistema che pensava di fare quello che voleva con le persone. Quindi se tu pensi con un algoritmo di trasformare un risparmiatore che è fiducioso di una banca, dietro a questa banca fai un progetto per trasformarlo in azionista speculatore e poi lo freghi e tu sei anche contento e la gente si ammazza, è finita per te sta storia, perché il fondo ha dato stop a questo e questo è importante, primo. Secondo, chi aveva del contenzioso con le banche, cosa è avvenuto dopo questo fondo, dopo quel 8 agosto che ha firmato Tria? È avvenuto che il contenzioso con le banche, le baciate, sì, cioè gli giudici hanno cambiato orientamento, hanno annullato la prima baciata, quindi ci rendiamo conto che il fondo ha creato un orientamento e un'imposizione al sistema finanziario. Attenzione che se sbagliate noi i soldi in qualche maniera il fondo fa giurisprudenza, mettiamola così, se possiamo usare. Diciamo che ha creato un orientamento diverso dai giudici, perché prima il risparmiatore che andava in banca col TUB non è tutelato e non era tutelato e non è tutelato. Cioè lei dice che oggi se io vado in banca non sei tutelato. Non sono tutelata. Il TUB tutela solo ed esclusivamente il sistema bancario ed è una vergogna ed è solo in Italia. Detto questo, il fondo, noi ci siamo organizzati, stiamo cercando di soddisfare le richieste, non è facile. Ma anche secondo lei, adesso io prendo una telefonata, ci vuole l'annotaio? Cioè c'è sta fregatura che ci vuole il notaio? Quando sì o no? Sì, quando chiede... Allora prendo la telefonata, porti pazienza. Allora 049 49 06 054, pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, buon venerdì a lei. Volevo capire con i suoi ospiti se adesso col cambio di governo ci saranno dei problemi, se le cose andranno bene, perché già questo sito che mi hanno detto degli amici che hanno avuto dei problemi,
volevo capire come si sviluppa, ecco, la faccenda. Ma io la vedo, è questo il problema. Allora, la domanda specifica è il cambio di governo, cioè cosa ci aspettiamo? Perché onestamente le persone sono molto impaurite, prego. Il cambio di governo, è questo il problema. Allora, la piattaforma è partita, ricordiamo che il fondo è stato salvato per 5 ore, quindi Tria ha firmato, se no non ci sarebbe. Quindi quello che c'è, vediamo di gestirlo con le difficoltà. Detto questo, il problema più grosso è proprio questo: cosa farà questo governo con questo fondo? Tornerà al fondo precedente con l'arbitro, perché da quanto... Lei lo preferirebbe chiaramente? Ma io sinceramente sì. Il problema è che però non vorrei che fosse un motivo per sospendere. Quindi cosa succede? Chi riesce, e saranno pochi, a fare la domanda in questo momento potrà essere sicuro, no, non in 180 giorni, prima del milleproroghe, perché se cambiano la legge la cambiano col milleproroghe. Quindi, mamma mia, cosa ci sta raccontando? Allora io dico a tutte le persone, la prima cosa, dovete intanto fare la richiesta a Banca Intesa dei documenti, fatela, perché il problema è proprio quello che dicevano, dei documenti. Quindi se tu non hai un documento non puoi fare... Ma tu se sei una persona anche di una certa età, vai a richiedere il documento, poi dice mettilo in PDF, lo devi mettere all'interno del sito, ma come fai? No, ma adesso deve andare dalle associazioni, noi diamo l'assistenza come Angelino. 049 4906 054, se volete porre delle domande, avete dei quesiti, stiamo parlando delle truffe, delle banche venete, vi fidate ancora delle banche? Ma allora Walter Rigobon, anche lei ha paura che col nuovo governo tutto possa scomparire? Preferirebbe il ritorno all'arbitro perché così con l'inversione dell'onere della prova era più facile? L'arbitro ha dimostrato di avere capacità, competenze, e io ricordo una sera della scorsa estate, di fine estate, che abbiamo fatto l'incontro col prefetto di Treviso e c'erano tutti in quella circostanza, c'erano tutti, compreso l'ACF. Ha detto: se continuano a dare a noi la possibilità di fare questa cosa, noi siamo in grado di farla, e hanno dimostrato di avere competenze, qualità e saper leggere anche, come dire, al di fuori della sfera esclusivamente tecnica la cosa. E io, dal punto di vista, come dire, di questa operatività dimostrata, perché lo utilizziamo ancora l'ACF, non è che non lo si utilizza, rivalutazione monetaria. e davano la rivalutazione monetaria. E quindi lo preferirei, ma non concordo su un'altra cosa con Miatello, sul fatto che c'è un rischio che questa cosa, per un eventuale questo passaggio, rischi di annacquarsi e quindi rischi di ritardare, perché va anche detto con molta chiarezza che il 1,5 miliardi che oggi c'è il 1,5 miliardi, su questo non ci piove, insomma, sono là sui conti dormienti, quindi non è che non ci siano. Il problema è che te li diamo entro 3 anni. Hanno cambiato un altro paradigma in corsa, che è quello riferito non più alla tempestività con cui presenti la domanda, ma al valore del contenzioso in atto, che è un'altra cosa buona, perché vuol dire che devono pagare prima quelli che hanno qualche disgrazia in più. Certo. E allora, se ci fosse, come dire, una volontà politica di velocizzare sta roba, togliamo sta roba qua, la portiamo all'ACF, la cosa si può fare anche rapidamente. Io lo dicevo prima e lo confermo, io ho la netta sensazione che ci sia invece una volontà di demotivare, prendere per stanchezza sempre quelle persone che non hanno, come dire, una capacità tecnica e informatica tale da arrangiarsi da soli. Ma anche la capacità magari economica, perché devi andare dal notaio, devi sostenere delle spese, cioè allora, non è detto che in questo momento... c'è l'obbligo di andare se tu deleghi un terzo. Esatto. Perché, ma te lo devi fare per forza, perché non c'è ombra di dubbio che lo devi fare. E l'altra questione è che con un fine anche buono, se vogliamo, cioè di evitare costi, ma non si può dire a un professionista
te lo fai gratuitamente, non lo fa ed è giusto che sia così. Prendo la telefonata. Ed è giusto che sia così, perché c'è un'altra condizione. Secondo me quella norma è anticostituzionale, sì, non perché lo dico io che sono l'ultima ruota del carro, ma ormai si è formata una scuola di pensiero tale per cui lo stesso giudice di Verona ha detto per me è anticostituzionale, ma abbiamo mille di queste cose che ormai aleggiano. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Prego. Buongiorno, io chiamo da Castelfranco Veneto, volevo chiedere una spiegazione maggiore al signor Miatello. Prego. La domanda è questa: io mi ritrovo con delle azioni acquistate in lire e poi pervenute per successione. Siccome parlava di rivalutazione che prima c'era e adesso non c'è più, ecco, a chi dobbiamo ringraziare se non c'è più questa rivalutazione? A un politico di turno o a qualche associazione che ha lavorato al contrario o non so a chi? Ecco, grazie. Ma lei, scusi, lei è stato un truffato, autotruffato, chiaramente? No, sì, chiaramente sì. Ma la risposta, me ne ritrovo. la risposta che le faccio è questa. Secondo me questa vicenda ha giocato sempre sul tempo, cioè il tempo gioca contro i risparmiatori. Qualsiasi persona che magari anche nel voler far meglio voleva modificare o voleva dire le cose al contrario per farsi vedere o per far meglio, alla fine ci ha portato a questo punto. Quindi ci ha portato che non c'è più la rivalutazione, non ci sono più gli interessi legali, non c'è più l'alimentazione perenne, cioè ogni anno sono dai 200-300 milioni che si prescrivono dei conti dormienti che andavano totalmente a alimentare. Con questa legge sono stati bloccati a 1,5 miliardi e poi quest'anno il $0,5 miliardo che non viene speso nel 2019, che punto di domanda, che fine fa? Però tecnicamente dovrebbe che fine non è scritto. Detto questo, il signore, io le consiglio, i vecchi, prima eravate esclusi. Mi stia rilassato, se no il regia mi dicono che va fuori schermo. Vada, allora il signore... Ecco, non c'è niente da fare, questo abbiamo, questo c'è, lei che ha speso in lire, se ha preso, deve avere lo storico, se non l'ha fatto, cioè i documenti, faccia subito la richiesta a Banca Intesa, ecco, lo faccia immediatamente, hanno tempo di rispondere 30 giorni, le risponderanno fra 2 mesi, 3, ecco, noi fortunatamente siamo stati previdenti. Certo. Quindi i nostri associati l'hanno fatta 2 mesi fa la richiesta, per fortuna. Quindi noi possiamo procedere. Mamma mia, che confusione, che difficoltà. Quindi cioè, non è una situazione semplice. No, non è semplice. Anche perché il risparmiatore, come diceva Rigobò, noi avevamo lottato per una maschera che io avevo sognato una riunione comune che chi non si riusciva, l'anziano, eravamo i volontari, gli inseravamo sta maschera, non è così. Però cosa possiamo fare con questo rischio che secondo me c'è, che possano modificare per non pagare? Ecco. Attenzione, e se sarà così sarà guerra. Però io dico, non perdete tempo. Allora andate in banca, chiedete questi documenti, se non vi danno... E andate da un'associazione. Ecco, fidatevi delle associazioni, quelle che vi sembrano più oneste, più concrete, perché poi anche lì, insomma, bisogna fidarsi. 049 49 06 054, se avete delle domande, delle questioni tecniche, abbiamo qui 3 esperti che vi daranno una risposta. Stiamo parlando del crack, delle banche venete, sono in arrivo o non sono in arrivo questi soldi, possiamo fidarci delle banche? Ce lo dice il professore dopo. Sempre. Ecco, qui siamo tornati in diretta, questo è un argomento, io un giorno, dico sempre, faremo il retroscena, cioè cosa succede durante il blocco pubblicitario. Eravamo qua ancora che discutevamo su che razza di truffa, che razza di filippica che ci hanno tirato, e perché lo dico ci hanno tirato alla collettività? Perché poi stanno pagando tutti, diciamoci la verità, perché poi vi farò il conto di quanto costa comunque alla
persona, alla collettività, il salvataggio di tutte le banche, di tutti i risparmiatori e tutto quanto. Lo paghiamo tutti, ma chi dovrebbe pagare è ancora lì tranquillo. 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Sì, pronto? Prego, buongiorno signora. Buongiorno. Io chiamavo, sono un risparmiatore truffato e volevo chiedere, per quei risparmiatori che hanno il reddito superiore ai 100.000 euro, c'è ancora speranza di poter essere risarciti? Ma lei signora è azionista o un subordinato obbligazionista, cos'è? No, avevo delle azioni della Veneto Banca. Azioni Veneto. Certo che sì, certo che sì. Chi? Allora signora, le faccio dare una... Lei può andare dal notaio e fare un atto di donazione? Se ha delle persone che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro? No, non è un atto di donazione. No, lei dona delle azioni a delle a un convivente, non si può. Con le azioni no, chiedo perché col subordinato. Deve essere titolare al momento della liquidazione. Ok, perfetto. Allora signora, allora vuole sapere se ha delle chance, sì. Ormai devi dirlo in francese, in inglese, non certo si sa più. Questa insomma, signora, gli dammi i soldi. detta così, Rigobon, che poi passo Sì, professore. allora, il decreto ha fatto una cosa secondo me anche buona, quella di suddividere i risparmiatori, perché non è vero che tutti siano risparmiatori, diremmo una grossa bugia. Allora, ci sono due binari, quello di cui stiamo discorrendo in questo momento, che rappresenta la grande maggioranza dei 220.000 circa truffati delle banche venete e dintorni. Ed è un binario che prevede dei limiti. I limiti sono questi: 35.000 euro di reddito per l'anno 2018, oppure che nel portafoglio, che a casa sua, nel suo conto corrente, ci siano somme inferiori a 100.000 euro. Questo è il binario che dovrebbe essere più facilitato, poi ci stiamo accorgendo che non è così. Non è così. Il secondo binario, che ha una complessità maggiore perché c'è un elemento dirompente, che è quello di dimostrare il danno cosiddetto massivo, cioè m'hanno fregato. E allora questa roba bisogna farla fare. Io ho visto una relazione di uno dei nostri avvocati che me l'ha fatta vedere quanto ci ha lavorato, erano circa una quarantina di pagine. E singolarmente. Ecco, allora, ma c'è la la possibilità e questi stanno tutti dentro per coloro i quali hanno più di 35.000 euro di reddito nel 2018 e hanno più di 100.000 euro di cash, di soldi. Ecco, quindi la signora, anche la mia impreciso, ma spero io confermo che la signora, allora è più difficile chi è nel secondo binario, è più difficile e più diciamo complesso, però il diritto c'è, ce l'ha, e quindi lei adesso speriamo che si semplifichino, che migliorino. Ecco, noi combatteremo per questo. Le ripeto, sembrava molto più facile, ma non è così. Però il diritto c'è. Lei ha il diritto al 30% del versato. Azionista della banca di Veneto Banca, non demorda, si rivolga alle persone giuste e stiamo attenti a cosa succede alle associazioni. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Gianni, telefono da Voltago del Montello. Prego Gianni. Truffato Veneto Banca. Le volevo chiedere qui agli esperti, dato che ci sono delle associazioni e anche degli avvocati che chiedono circa 400 euro per poter fare il FIR, no? La partecipazione al rimborso. Se eventualmente la domanda dovesse venire o errata, gli avvocati risponderebbero? Perché e poi un'altra cosa, dato che c'è il congelamento da parte di alcune associazioni della possibilità di fare causa alla società di revisione, in questo caso la Pricewaterhouse, volevo chiedere, dato che facevano 2,50 per il FIR e 150 per la causa, a un certo punto se non la fanno più questi soldi qua verranno rimborsati? Grazie. Allora,
ragazzi. Allora io dico... Allora le associazioni chiedono 400 euro per l'accesso al FIR. Allora, se mi fai la domanda sbagliata, cioè se io vado... Assolutamente no. Allora, non è responsabilità delle associazioni, perché non essendoci la possibilità del professionista, il professionista è assicurato. L'associazione può fare la pratica in una maniera o nell'altra, però non è prevista nessun tipo di assicurazione, ed è questo il problema. Ma io penso che se lei dicesse proprio il professionista, Miatello, cioè nel senso lei dice ci sono avvocati che mi chiedono 400 euro per accedere al FIR. Allora, 400, il costo di 400, che teoricamente doveva essere molto meno, è un costo che siccome bisogna vedere le persone, perché ogni persona a seconda della caratteristica ha delle complessità, e questo è il problema, perché tutte le varie varianti, cioè guardate che ci sono 300.000 varianti moltiplicate per 12, ci rendiamo conto cosa stiamo gestendo? Beato il Padre Eterno che oggi ci ha mandato... beato l'arbitro che ci hanno levato, però ognuno piange. Allora, Miatello poi dice causa di società alla revisione, perché io posso dire faccio causa all'ente supremo che doveva vigilare. Allora, noi come associazione abbiamo lanciato un progetto, che è un progetto che i nostri tesserati, noi portiamo avanti questa causa che già altre associazioni hanno iniziato a studiare, finanziata da una società. Quindi i nostri tesserati pagano 0, se questa causa andrà a buon fine dovranno dare una percentuale all'investitore che paga lo studio legale, se perde non perderà niente. Questo è quello che facciamo noi. Gli altri, io quello che vi dico e vi consiglio, state attenti, stiamo attenti a cosa si firma, stiamo attenti alle associazioni che abbiano comunque almeno un'iscrizione ufficiale, quindi stiamo attenti, perché sbagliare non costa in tutti, è già costato sbagliare, costa ancora di più se ti rivolgi alle persone sbagliate. Io volevo fare una precisazione. Dopo devo sfogare il professore che è qua. Una rapida precisazione. Se l'avvocato sbaglia, paga lui, su questo non ci piove. Certo. Viceversa, bisogna distinguere se è assistenza o consulenza, perché l'assistenza è gratuita per quanto io interpreti il 501, la consulenza no. E quindi questo è il punto. Quindi ogni caso, lo diceva il collega Patrizio, va visto a sé, ma non ci piove che questa è una cosa che va vista, come dire, testa a testa, perché altrimenti non se ne esce. È chiaro invece che l'avvocato, la prima cosa che abbiamo chiesto ai nostri avvocati, quant'è che avete di polizza, amici miei? Perché se fate una cavolata mica vengono da me, vengono da voi, certo, perché il mandato lo riceve l'avvocato. Vabbè, dopo in tribunale non diranno più il mio assistito, ma il mio... La mia controparte. La persona che segue, l'italiano diventerà molto più complesso. 049 49 06 054 se avete delle domande, delle questioni. Stiamo parlando di banche che sono fallite, della truffa delle banche venete, ma non ci sono solo le banche venete. Che cosa fare? Ci saranno questi soldi? Chi può accedere a questo fondo? Come fare? Tutte le carte. E poi c'è il problema che le banche nicchiano, sono un po' nicchione, mettiamola così. 049 49 06 054, a dopo. Utilizzato. Siamo tornati in diretta. Allora, 049 49 06 054, mi dicono ai colleghi della regia che ci sia una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io vorrei chiedere, siccome ho dovuto prendere delle azioni quando abbiamo chiesto il mutuo per la casa, siamo stati costretti a prendere le azioni della banca, del Veneto Banca,
sono 6.000 euro, io non mi sono mai appoggiata a nessuna associazione, come devo fare? Si appoggi? Si appoggia, signora. Allora, signora, guardi, pare una banalità, ma la risposta è anche abbastanza semplice. Allora, ci sono associazioni, io ritengo di annoverarmi tra quelle con un po' di presunzione, ma insomma credo che ci siamo comportati con lealtà, bene, con correttezza, e le andati a persone Roma, continuano a venire da noi. Altre associazioni hanno fatto altre cose, io rispetto tutti e non ho nulla da dire, però la possibilità di ritrovare il 30% di quei 6.000 euro c'è. allora, da signora, sola non ce la farà, si ma se appoggia va ad da un'associazione sì. seria e per bene. Allora, Lorenzo Rocco, lei dice che le banche sono solide in questo momento, ma perché? Perché come quando ci sono gli incidenti aerei, si scopre l'inghippo nel macchinario, sono intanto morte 300 persone e tu dici, però magari dobbiamo inserire un bottone diverso, una strumentazione diversa per quella determinata situazione. Allora, c'è anche una telefonata, 2001-2002, casi Bebop, Carire, e poi c'è Argentina nel 2002, c'è Cirio, Scando Parmala 2003, Lehman Brothers 2008, Veneto Banca Popolare di Vicenza 2016, parliamo di 500.000 risparmiatori, 110.000 investitori, 100.000 nel 2008, 206.000 nel 2016, dal 2001 ad oggi sono andati in fumo 44 miliardi di risparmi. E tutto questo, dicevamo, è costato anche molto alla collettività. Prendo la telefonata e poi lei mi risponde. Cioè, chi è più arrabbiato? Una persona normale che dice non ho fatto investimenti, non ne avevo prima, non ne avevo dopo e con le mie tasse devo anche finanziare questo. Così è. Pronto? Buongiorno. Prego. Mi chiamo Sara, chiamo dalla provincia di Treviso, sono una truffata di Veneto Banca. Allora, volevo avere un chiarimento da parte del dottor Rigobon per quanto riguarda la storia degli avvocati. Io ho contattato 2 avvocati, uno mi ha chiesto 250 euro per accedere al FIR, per presentare la domanda, un altro 400 euro dove sembrava che comunque fosse compresa la causa alla Pricewaterhouse. La causa, quando io ho chiesto, ma nel caso in cui la mia domanda dovesse essere rigettata, voi risponderete? Il primo, quello da 250 euro, mi ha detto di no e l'altro mi ha detto che dovrò fare causa a lui. Quindi poi ho sentito ieri un'intervista dell'avvocato Orlando. Io le do la risposta che ad avvocati che avessero però entrambi questi due, uno dei due fa parte proprio di un'associazione molto importante di consumatori italiana e quindi io non sono rimasto perplessa e non so più come allora le faccio una risposta rapida, signora. Allora signora, la risposta è abbastanza rapida. Le ripeto, nel momento in cui si dà mandato all'avvocato e l'avvocato fugge con la cassa, non fa assistenza ma fa consulenza, la parcella loro la stabiliscono loro e questo in genere sono i legali. Alcuni con noi hanno pattuito una somma che sta nel mezzo, esattamente nel mezzo delle 2 somme che lei ha dichiarato. E che cosa fanno? Fanno la consulenza perché, per esempio, l'inserimento dei dati, qualora i documenti siano tutti pronti, sono gratuiti e lo facciamo anche noi nei nostri uffici. E quindi insomma ha capito signora, e comunque sì, l'avvocato ne risponde nel momento che fa consulenza, perché attenzione a cosa le dice, perché in un certo senso sigla un contratto. La signora deve dimostrare che c'è una malversazione, che abbia sbagliato, che abbia commesso qualche cosa che non doveva commettere in quanto professionista e in quanto remunerato. Deve rispondere. Io la vedo bene per le assicurazioni. Professore, ha capito, chi è a casa, tutti noi ci stiamo chiedendo allora il livello di fiducia. Le ho fatto un elenco di banche che sono fallite, che hanno coinvolto centinaia, milioni di risparmiatori in Italia e nel mondo, gente che si è suicidata, gente che ha perso il lavoro, gente che ha perso una vita e abbiamo bruciato anche sulle generazioni future e quindi la paghiamo sempre noi nella nostra collettività. Il fatto è che poi ogni situazione di quelle di cui hai fatto l'elenco prima è un po' diversa per qualche motivo
ed è difficilissimo prevedere nella legge tutte le fattispecie, tutto quello che può succedere. E la legge è scritta per i casi più normali, per i casi più piccoli. Allora, un ulteriore elemento qua di complessità per Veneto Banca e Popolare di Vicenza è che queste banche non ci sono più, quindi non sono più loro a rispondere per la malversazione. La legge è scritta per quei casi piccoli, semplici, in cui per esempio ti fanno la MiFID sbagliata e poi ti vendono a te individualmente degli strumenti che non erano per te. Allora in questo caso la banca esiste ancora e quindi poi ti rimborserà. Ma quando, come dire, la malversazione è così ampia che addirittura, come dire, è connaturata col fatto che la banca stessa sia scomparsa e quindi non possa più rispondere, rende le cose molto complicate. C'è una questione che questi decreti sul FIR, eccetera, eccetera, hanno cercato un po' di risolvere, cioè cercare di creare questo meccanismo automatico per risolvere i casi più semplici e più piccoli, no? Che dovrebbe essere circa il 90%. Però questa cosa non è ovvia, nel senso che, come dire, anche dal punto di vista di chi paga le tasse e di chi poi alla fine finanzia questi 1,5 miliardi del fondo di ristoro. Sono conti dormienti. Sì, beh, sono conti dormienti, però voglio dire, sono soldi di qualcuno, potrebbero essere utilizzati per fare altre cose, no? Quindi cioè, sono fungibili, il fatto che poi il 1,5 miliardi deriva dai conti dormienti piuttosto che dalle tasse cambia poco secondo me. Ma voglio dire, sono soldi che vengono utilizzati ma quindi vogliamo essere anche sicuri di come vengono utilizzati, cioè il fatto di andare in automatico da un lato semplifica, da un lato va nella direzione di restaurare appunto persone probabilmente con piccoli capitali eccetera, ma dall'altro apre comunque la possibilità che ci siano i furbi, cioè qualcuno che non aveva bisogno dell'intervento della collettività a suo sostegno e che riceve il sostegno. Ma quindi, i furbi, ma dunque, sono anche fuori coi tempi, ma chi ha un anche furbo? anche i criteri che stabiliscono chi ha diritto ad accedere alla via automatica e chi invece deve essere analizzato caso per caso, sono un po' così, nel senso sono o 35.000 euro di reddito o meno di 100.000 di valori immobiliari, cioè di soldi sul conto corrente o titoli eccetera. Ma se tu hai 90.000 euro sul conto corrente e 10 appartamenti, sei un poveraccio che ha bisogno di una mano da parte della collettività? Ma sei sempre un truffato comunque. Ma dunque sei sempre un truffato, ma se tu Perché hai un comunque, patrimonio gigantesco, però devi dire, sei anche responsabile di quello che fai. nell'azione, ho investito i soldi ottenuti da questi 10 appartamenti, è la base. È truffato, ma io metterei come nel risparmio energetico, più meno, perché altrimenti non ci si può capire. No? Allora, vabbè, perché ci sono gli strumenti finanziari per poter capire, per poter comprendere. Comunque se uno voglio dire, ha un patrimonio immobiliare elevato, secondo me ci sono ottime probabilità che sia anche più consapevole di quello che sta comprando. Non vorrei essere quello che ha vinto tutti quei soldi al Super Enalotto, perché dove li metto non lo so, viaggi. Veneto Banca Popolare di Vicenza sicuramente no. Non esistono neanche esatto. Vabbè, però è questa difficoltà. Comunque voglio chiudere questo fine settimana col professore che mi dice di star serena, serena non diciamo di star tranquilla perché le banche sono ancora in Italia sicure e adesso sono ancora più controllate. Sì. Adesso con l'intervento della BCE anche per le banche più grandi, insomma, c'è un ulteriore livello di controllo e di attenzione. Questo è assolutamente vero, concordo anch'io. Ci rassereniamo, vi ricordo allora continua a essere dubbioso, ma è vero quello che dice il la professore. trasmissione termina, vi ricordo che se avete delle domande, dei dubbi, avete le associazioni, perché se tante persone sono 300.000, le 200.000 solo in Veneto, sono tantissimi. Rivolgetevi alle associazioni, controllate che cosa fanno, come lavorano e poi fate la vostra scelta. Ricordo che ore 13 torna domani. Ringrazio Walter Rigobo, presidente di Adiconsum del Veneto. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova. Ringrazio Patrizio Miatello, presidente dell'Associazione Zellino III Daunara Giustizia e Risparmiatori, che lo vedo già pronto ad andare a Roma col forcone. Grazie a tutti i nostri telespettatori che ci ha chiamato. Torniamo domani. Arrivederci.